the way you make me feel. Grazie. 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 Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. 1, 2, 3, 4. I heard you sing a good song. I heard you had a style, and so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yeah, 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 yeah. I felt it flash with fever, embarrassed by the crowd. I felt it found my letters and read each word of loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Oh, 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 la, 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 oh, la, 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 oh, la, 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 with his song. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, Singing my life. killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Le donne di Ultra Jam Sextet. Grazie. Grazie.
taking my feelings, singing from heartaches, from the pain, taking my lessons into the brain, taking my beauty to the pain, seeing the beauty through the pain. You made me a believer, believer. Pain. You break me down and build me up, believer, believer. I said pain, let the bullets fly or let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a believer, believer. Things first, and to pray to the ones in up above. All the hate that you heard, you the spirit to adopt. Oh, your spirit up above. Oh, oh, see, I was choking in the crowd, but then I ringed up in the crowd, falling the ashes to the ground. All of my feelings, they will drown, but they never did, ever and flowing. I can't even limit it till it broke open and rained down. It rained down like You made me a believer, believer. You break me down and build me up, believer, believer. I said pain, let the bullets fly or let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a believer, believer. So last things last by the grace of the fire and the flame. You're the face, the future, the blood in my veins, oh. The blood in my veins, oh. But they never did that big heaven and flowing. I can't even limited till it broke open and rained down. It rained down like pain. You made me a believer, believer. You break me down and build me up, believer, believer. I said pain, let the bullets fly or let it rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a believer, believer. You made me a believer, believer. You break me down and build me up, believer, believer. Grazie. Ultra Jam Sextet. I see your true colors shining through. True colors, that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors,
I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors, true colors, true colors are shining through. I see your true colors shining through. I see your true colors shining through. True colors. In the middle of that hub, I remember one just club where we went to Pat Beat down on 52nd Street. Everybody heard that word, detonating after where the rhythm swoop and swerve. They're just gonna hold that word and the cascade in there where the young come back. Berlin, I'm singing Berlin. Berlin, I'm singing Berlin. Yes, indeed. Yes, indeed, indeed. Yes, Yes, indeed, indeed. I can play in Berlin. Yes, indeed. Yes, indeed, they really did. Yes, indeed, Told the indeed. Broadway down in Berlin. Yes, indeed. Ja, de Parker Faber Band. Yes, indeed, it really did. Charlie Parker played in Berlin. Berlin, 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 West Berlin, Berlin, heat up and down in Berlin. Everybody did that beat. Everybody stomped their feet. Everybody digs beat, but and they never stop. Down the stairs, lose their cares. Yeah, down in Berlin, all the sweetheart was deep. Yeah, down in Berlin, the world could man's would look. Yeah, down in Berlin, minds come true. Shake and too. Yeah, down in Berlin, easy blue, make it too. Yeah, down in Berlin, candlebox made at home. Yeah, down in Berlin, down the stairs, lose their cares. Yeah, down in Berlin, the world comes, man's would look. Yeah, down in Berlin, minds come true, drink and took. Yeah, down in Berlin, easy blue, make it too. Yeah, down in Berlin, candlebox made at home. Yeah, down in Berlin, down in Berlin, down in Berlin. Grazie. Grazie mille ed è così che abbiamo voluto dare il via ufficialmente alla serata. Buona serata a tutti e benvenuti.
Buonasera a tutti, buonasera. Scendo in platea fra voi questa sera, perché è una serata particolare, è la terza giornata di lutto cittadino, lo sappiamo tutti, per quello che è accaduto martedì sera. E anche il premio Mestre di Pittura, e io personalmente. Vogliamo unirci a questo lutto per esprimere il cordoglio più profondo per le vittime e anche la vicinanza ai feriti, alle loro famiglie, ai parenti, a chi sta arrivando da molti paesi. La vicinanza anche ai sanitari, ai vigili del fuoco che hanno lavorato e che ancora stanno lavorando in questa situazione così dolorosa. La commozione naturalmente è forte. Di solito ci troviamo qui col sorriso e per una festa, però anche d'accordo con le autorità cittadine, con il Comune di Venezia, c'è qui la Presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, anche lei ha rinunciato alla fascia tricolore, a salire sul palco e vi chiederei, se potete, restare per un minuto con me in silenzio a riflettere su questa situazione, per questa vicinanza e manifestare così il lutto tutti assieme, anche in piedi se volete. Grazie. E allora, ricominciamo da qua. Naturalmente vi do il benvenuto al Teatro Toniolo. Ci rivediamo per la 7ª volta. Siamo stati accolti dagli Oltre Jam Sextet, hanno creato la giusta atmosfera. Naturalmente saremo un po' più sobri questa sera. Il premio, come sempre, è organizzato dal Circolo Veneto, presieduto da Cesare Campa, con Cristiano Costantini, coordinatore organizzativo del premio. Li chiamerò tra qualche istante accanto a me. A me spetta di ricordarvi che con il Circolo Veneto c'è la Fondazione dei Musei Civici di Venezia, con il sostegno della Fondazione Bevilacqua La Mase e dell'Accademia di Belle Arti. Non vogliamo naturalmente dimenticare il patrocinio della Regione e quello della città metropolitana di questo Comune di Venezia. Sono stati 586 gli artisti che hanno partecipato al concorso, abbiamo visto prima i loro quadri, sono andati in loop all'ingresso e anche durante l'esibizione dei cantanti, circa un centinaio di quadri in più rispetto all'ultima edizione. Dei 60 finalisti selezionati dalla giuria tecnica, di cui vedremo adesso i loro quadri, mi piace sottolineare che il 40% degli autori è under 40 e quindi abbiamo questa passione per la pittura. Chiedo soltanto alla regia, io ho un po' di eco, se possiamo risolverlo, ma andiamo avanti comunque. Il 38% di questi artisti proviene dal Veneto, il 52% dal resto d'Italia, il 10% è di origine straniera. Possiamo scendere anche nei dettagli anagrafici, ma vi dico soltanto che dei 60 finalisti, 32 sono le donne. I quadri sono in mostra qui vicino al centro Candiani già dal 15 settembre e saranno fino al 15 ottobre. Sono stati selezionati dalla giuria tecnica presieduta da Gianfranco Maraniello, che sapete essere un eccellente storico dell'arte, nonché direttore del Polo Museale Moderno e Contemporaneo di Milano. Ma c'è anche una giuria popolare, che è formata da centinaia di appassionati, di persone che credono in quest'arte e anche loro daranno un premio, sceglieranno un quadro. Per chi partecipasse alla cerimonia per la prima volta, ricordo che il premio non dà un tema né uno stile,
credo che ci sia soltanto la dimensione da rispettare, la massima deve essere credo 150 per 200 e quindi questo dà l'occasione davvero di esprimersi liberamente e a noi che vediamo i quadri di ammirare quantità, generi, stili, colori diversi. Allora, c'è sempre qualche novità, invito Cesare Campa e Cristiano Costantini. Li accogliamo con un applauso. Benvenuti. Siete già microfonati. Allora Cesare, cominciamo da te. Beh, ci diamo del tu perché ci conosciamo da un po'. Siamo al 7° anno, quindi No, non è quello della crisi. Comunque. no, l'abbiamo già superata, siamo al 7° anno, abbiamo superato la crisi, abbiamo tanta gente in sala, io non vedo nulla perché quando sei qua non si riesce a vedere. Ma La sappiamo che nostra ci sono. presentatrice è bravissima, vede tutto, sa. Io volevo solamente dire che siamo al 7° anno e abbiamo tanti amici da ringraziare. Non possiamo dire a tutti grazie, nome e cognome, ma se il premio Mestre è cresciuto in questi anni, e tu prima hai ricordato i numeri, è grazie alla collaborazione di molti amici e di tanti appassionati. Voi sapete che abbiamo deciso già l'anno scorso di creare un percorso formativo per il sostituto di Campa e quindi, Lo lasciamo parlare. e quindi il sostituto di Campa è il professor Costantini Cristiano. Lo chiamo professore perché ogni tanto mi insegna delle cose molto belle e dico, ma a 80 anni avere uno che ti insegna significa essere fortunati. E come no? E il premio Mestre è stato fortunato di trovare in Costantini quello che porterà avanti dall'8° all'80° anno il premio Mestre di pittura. Auguri. Ecco, Grazie, non so Cesare. se fosse una promessa o una minaccia. Sì, appunto, grazie Costantini. Cesare. Non mi Tante dilungo cose. su questo ruolo che sto portando avanti volentieri. Parliamo al pubblico. Il premio, grazie a Cesare, grazie anche a te per la parola. Il premio Mestre è una finestra sul mondo dell'arte contemporanea. Vuole essere un luogo di promozione della pittura in particolare. Credo che ci stia riuscendo perché vediamo ogni anno un successo crescente sia di partecipazione dei candidati sia di qualità delle opere e di avvicinamento rispetto a chi viene a visitare la mostra e chi apprezza poi questa esposizione. Quindi è un impegno che mi prendo sapendo che è una grande fatica, però è fatta con soddisfazione. Grande onore. È una soddisfazione perché è un mondo meraviglioso quello dell'arte, che ci accompagna sempre anche nei momenti tragici, come abbiamo ricordato questa sera, e anche ovviamente nei momenti più gioiosi. La pittura in particolare, quando accompagna le pareti delle nostre case, è proprio un modo di riflettere, di andare oltre il soggetto che si vede, perché ogni artista ha un animo che si vede attraverso la propria opera. Certo Su che questo è il modo per capire come sono entusiasta di questo tipo di attività. Basta, mi fermo. Benissimo. E allora Non poteva altro che essere entusiasta il figlio di Ernani Costantini, quindi certo. abbiamo Grazie. scelto giusto. Certo. C'è un terzo protagonista che invito a salire sul palcoscenico, è Mattia Agnetti, segretario organizzativo della Fondazione Musei Civici di Venezia. 2 parole anche da Mattia Agnetti, vedo che ci sta raggiungendo e credo che potremo prestargli uno di questi microfoni. Eccolo qua. Benvenuto, buonasera Presidente. Prego. Grazie molto, buonasera a tutti. Adesso ne ho 2. E io risolvo. Grazie a Elena. Grazie molto, buonasera a tutti. Porto i saluti del nostro Consiglio di amministrazione e della nostra Presidente Maria Cristina Gribaudi. Per Fondazione Musei Civici è dal 2018 che noi accompagniamo il Premio Mestre, quindi dal 2° anno dopo che è stato recuperato da Cesare dal Circolo Veneto, ed è stato un crescendo di collaborazioni. Anche quest'anno abbiamo voluto investire, contribuire, mettere le nostre expertise che abbiamo in fondazione nel campo della programmazione, nel campo degli allestimenti, per far sì che la mostra che è ospitata qui vicino sia sempre migliore. La produzione artistica è un qualcosa di quasi nuovo per noi come Fondazione Musei Civici. Siamo un soggetto che è chiamato a esporla, a valorizzarla e a custodirla, ma questo impegno nel favorire invece la produzione vera e propria, che tanta energia ci dà,
È un qualcosa che è stato spinto anche dall'amministrazione comunale, che ci ha investito di un onore molto importante con la realizzazione di una casa dell'arte, di una casa della produzione artistica che stiamo contribuendo a realizzare qui in Centro Storico a Mestre, in particolare nell'ex emeroteca che tutti voi avrete visto oggetto di lavori di restauro, e quindi c'è un connubio tra la produzione artistica e gli artisti che si presentano al Premio Mestre e un impegno che noi come fondazioni siamo chiamati a svolgere qui a Mestre, quindi un insieme tra produzione e esposizione. È con grande piacere, insomma, che quindi colgo l'occasione di ricordare questo impegno ulteriore che noi abbiamo e che quindi partecipiamo al Premio Mestre. Concludo dicendo che l'impegno del Premio Mestre, come ho già avuto modo di ricordarlo nella serata inaugurale, il nostro impegno è per far sì che a partire dall'anno prossimo il Premio Mestre possa avere un periodo espositivo più lungo al Centro Culturale Candiani, perché il grande sforzo organizzativo che viene fatto da noi, dal Circolo, dai colleghi della Bevilacqua, dall'Accademia delle Belle Arti, di raccogliere e selezionare le opere di tutte queste centinaia di artisti che si sono presentati, merita che venga visto dai cittadini veneziani, mestrini e della città più a lungo che non le attuali 4 settimane. Grazie certo molto. Che sì. Certo che sì, grazie. Devo dire che con l'occasione, avendo avuto questa notizia della Casa dell'Arte, saluto anche i colleghi giornalisti. Abbiamo ricordato che il premio ha avuto una ripresa, perché in realtà era nato, lo dico sempre per chi non lo sapesse, nel 1958, da un'idea di un artista, Andreina Crepet Guazzo. Lei giustamente vedeva il gran fervore economico della cittadina di Mestre negli anni 50, diceva, beh, però bisogna bilanciarlo anche con quello culturale, perché la cultura serve anche a fare dei bulloni più belli, a volte. Per 10 anni è durato questo Premio Mestre, tutti i quadri vincitori sono alla Galleria d'Arte Moderna di Capesaro, quindi della Fondazione Musei Civici, e lo stesso i quadri che da quando è stato ripreso il premio dal 2017 in avanti, e lo sarà anche per il premio vincitore di questa sera. Allora, io vi ringrazio, come dire, vi licenzio, ecco, ma solo per qualche minuto, e vi annuncio un altro piccolo show. Poi cominceremo le premiazioni, questa volta ad esibirsi sarà Silvia Unplugged, un progetto musicale decennale nato dall'idea di Silvia Smaniotto. Con lei c'è anche il fratello Manuel, batterista. Non vi dico che cosa fanno loro perché collaborano davvero con molti musicisti importanti, non solo nazionali. E la band è formata, oltre che da voci e batteria e percussione, anche dal pianoforte di Andrea Denardi. Ci faranno ascoltare un paio di pezzi. Credo che sia difficile non riconoscerli, ma siccome so che a volte qualcuno dice accidenti, che cos'è questa canzone? Sentiremo Anna e Marco di Lucio Dalla e poi Luce di Elisa. E buona serata. Buonasera a tutti. Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiude gli occhi lei lo sa, è stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella, si chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo un biliardo. Quante stelle nei flipper sono più di 1 miliardo. Marco dentro a un bar
non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto e si può andare in città. Annabello sguardo non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà? Dov'è la strada per le stelle? Mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con 3 salti sono fuori dal locale. Con un'aria da commedia americana, sta finendo anche questa settimana. Ma l'America è lontana. Dall'altra parte della luna, chi li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, li guarda, abbaia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano. Grazie a tutti. Parlami come il vento fra gli alberi. Parlami come il cielo con la sua terra. Non ho difese mai, ho scelto di essere libera. Adesso è la verità, l'unica cosa che conta. Dimmi se fare qualcosa, se mi stai sentendo. Avrei cura di tutto quello che ti ho dato. Dimmi, siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella. Luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Ascoltami, ora so piangere, so che ho bisogno di te. Non ho mai saputo fingere, io ti sento vicino, il respiro non mente, intanto dolore, niente di sbagliato, niente, niente, siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, noi siamo luce che cade
sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni in una lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni, il sole mi parla di te. Se mi stai ascoltando ora, la luna mi parla di te. Anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella, noi siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni in una lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Ascoltami, 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 ascoltati. Andrea Denardi, Manuel Smaniotto, grazie a tutti. E allora eccoci qui, grazie a Silva Unplugged, grazie a voi che siete davvero estremamente numerosi anche in questa occasione. Cominciamo subito con il premio alla carriera. Con me devo chiamare i miei alfieri, i miei scudieri, Cesare Campa e Cristiano Costantini. Questo premio, uscite però dalle quinte, non fate i timidi. Questo premio è stato istituito nel 2021, quando è stato assegnato ad Ennio Finzi, nel 2022 a Giorgio Di Venere. Quest'anno viene assegnato e quindi è premiato, e l'invito a raggiungerci, a Luigi Voltolina. Un applauso, venezianissimo, anche se è nato a Valona. È un artista che ha da poco superato, insomma, ha una giusta età. Eccolo qui. Sta arrivando, grazie, eccolo qui, dai, qualcuno magari che me lo fa vedere lo accompagna, eccolo, lo stiamo riconoscendo al centro della corsia, è brillantemente attivo sia con la sua nota produzione pittorica che con quella scultorea, benvenuto, buonasera, al centro perché lei è il premiato. E tra l'altro in mostra alla Candiani credo ci sia una sua opera esposta, giusto? C'è una sua opera al Candiani in questo periodo? Conferma col microfono. E naturalmente ci serve un presidente di giuria, non può che essere Gianfranco Maraniello, presidente della giuria tecnica, che ci dirà due parole. Con lui c'è Marco Dolfin, che invece ci leggerà la motivazione, e poi verrà consegnata la targa. Ecco qua. Come sta, Presidente? Ma certo, ci si ritrova. Un microfono invece per il Presidente. Eccolo qui, al centro. Se potete avvicinarvi, perché lo so che il pubblico è lì e i fotografi soprattutto vi vogliono vedere bene. Allora, sentiamo prima la motivazione con Marco Dolfin e poi Maraniello ci racconterà un po' chi è questo artista. Per la sua perseverante e dinamica ricerca pittorica fondata sulla figurazione, che ne ha fatto voce originale e significativa del panorama artistico contemporaneo. Fate già la consegna della targa subito, non siamo in ritardo, siamo in orario, però dai, per i fotografi ci vuole, eccola. Maraniello, ci racconti. Intanto ben ritrovati a tutti.
Congratulazioni, intanto vedete come dipingere ci si tiene bene, quindi evidentemente è un'attività che allena il corpo, lo spirito, l'intelletto e infatti nella motivazione si richiama la coerenza, si richiama la continuità, si richiama un'originalità che è continuamente prodotta, perseverata, perché questa è la cosa straordinaria della pittura. Noi adesso vediamo un quadro ed è bene che ci sia un quadro come questo alle nostre spalle come esempio. Questo è quello che è al Candiani? È quello che è al Candiani. Che è una grande opera anche di dimensioni, no? È un'opera di discrete dimensioni, però ci sono diversi formati insomma, che il maestro ha praticato nella sua carriera. E devo dire che lo si capisce anche da questi gesti. Vedete che a un certo punto la pittura si pone di fronte a un grande dilemma. È essere mimetici di fronte alla realtà, cioè cercare di riportare quel che vediamo in una sua forma, oppure scopre quello che in realtà ogni pittura è sempre un atto interpretativo, è sempre un atto di trasgressione, si arriva nelle forme più estreme all'astrazione, no? Dove non si riconosce più nessuna figura. E però in questo caso noi abbiamo tutte e due le cose insieme. E questo direi che forse è proprio una peculiarità, è una grande caratteristica di questo maestro della pittura che finalmente viene appunto premiato, forse è andato via il microfono. Va bene. E con un applauso. Troppo buono. No, sentiamo due parole dal premiato però, insomma, anche lei avrà da dire qualcosa, finalmente anche riconosciuto nella sua comunità. Allora devo dire, prima di tutto voglio congratularmi col Circolo Veneto e il suo staff che con grande impegno e preziosa collaborazione rendono questo evento e il premio Mestre di pittura importante. Direi, io penso che per me lo vedo come un premio alla passione, anziché la carriera, ma per me, io parlo per me, alla passione. Anzi, vorrei dire a tutti i giovani di talento di non tradire mai la loro passione. Ecco, mi viene in mente un ricordo. Parecchi anni fa, camminando per Venezia, incontrai un pittore, un grande pittore spazialista del gruppo spazialista, Gino Morandis, che tornava dal suo studio, diciamo che era attorno ai 80 anni, e l'ho salutato, no? Dico, maestro, come va? Come va? E lui mi guarda, mi alza lo sguardo e mi guarda con degli occhietti da bambino felice, no? Così, e mi dice: anche stasera che godate Ken. Grazie. Erano grandi maestri a una certa età che ancora lavoravano molto e con impegno, e questa è proprio la passione che si porta fino alla fine, come il padre Ernani Costantini del nostro Cristiano. Benissimo. Grazie all'appassionato intervento di Luigi Voltolina. Grazie. Eccolo qua. Grazie molte. Grazie Elena. Eccoci. Prego, la lasciamo scendere. So che anche lì siamo ben protetti. Perfetto. Voi restate tutti con me, vero? Perché adesso abbiamo, riconquisto qui, abbiamo il riconoscimento alla memoria. L'anno scorso venne assegnato per la prima volta al maestro Ernani Costantini, il tuo papà che è stato citato. Quest'anno ricordiamo un altro centenario della nascita, quello del maestro Corrado Balest. Era bellunese di Sospirolo e poi è sempre vissuto a Venezia. Pensate che vinse la seconda edizione del premio nel 1959. Allora invito la signora Giovanna, la moglie di Corrado Balest, a raggiungerci per ritirare la targa dalle mani del presidente della giuria Gianfranco Maraniello
e naturalmente a leggere la motivazione sarà il nostro Marco Dolfin. Io posso andare incontro a una signora? Ecco. Ah, benissimo. Se lei l'accompagna, la ringrazio molto. Abbiamo la signora Giovanna al centro qui, grazie, benvenuta. Ecco, al centro, nella giusta luce per questa occasione. Allora, Marco Dolfin Leggo ci la leggerà motivazione. la motivazione del premio. Artista che si è distinto per la lunga carriera, lasciando grandi testimonianze della sua versatile e mai cessata sperimentazione del messaggio pittorico. Grazie. Ecco la consegna. Due parole anche dalla signora Giovanna, che è accompagnata da Chiara Romanelli, che è una delle 3 curatrici dell'archivio Balest e che sono dell'età giusta per occuparsi di arte. Allora, mi scuso perché l'accento è alla fine Balest, come l'ha pronunciato lei, e quindi grazie per avermelo detto. Felice di questo premio. Grazie, vi ringrazio molto. E siccome è un premio alla memoria, spero che oltre al premio ci sarà anche tra i giovani la memoria di Corrado Balest. Grazie. Maraniello, vediamo un quadro qui di Balest, magari se vuol fare un commento, Presidente. Chiaro che qui ci troviamo di fronte a uno dei maestri di quella scomposizione delle figure di cui si parlava prima, ma vedete una strategia completamente diversa da quello che abbiamo visto, no? Prima avevamo dei segni netti, qui invece la pittura si fa a ombrati, l'apparizione, quindi quasi come se emergesse da un sogno e si concretizzasse nella realtà. Vedete come la pittura davvero continua a essere stupefacente, ci sorprende per i modi in cui noi non guardiamo le stesse cose, perché nella pittura noi non guardiamo le cose, guardiamo la pittura. Grazie, grazie, grazie davvero signora Giovanna, complimenti. Lasciamo liberi la signora Giovanna e Maraniello, grazie, buona serata. E voi restate sempre qui, grazie, mi raccomando, fate i bravi. Abbiamo gli amici del premio e quindi, ma pensa un po', accanto a me Cristiano Costantini, coordinatore del premio Mestre, insomma ci sono un sacco di novità quest'anno. Al centro, sì, funziona, basta solo usarlo. Basta usarlo, ecco. Basta usarlo. Le novità ci sono sempre perché siamo un gruppo pieno di fantasia e quindi abbiamo un sacco di iniziative. E quest'anno però dobbiamo sempre dire che su iniziativa di Cesare Campa c'è stato un accordo con il Consorzio Promovetro di Murano che ha comportato la realizzazione di un trofeo che per la prima volta accompagnerà la vittoria del primo classificato di questa serata, oltre che con l'assegno del premio acquisto, noi vediamo quest'opera. È stata realizzata da 2 grandi maestri muranesi per conto dell'azienda Promovetro di Murano e ci è stato donato proprio per consegnarlo al vincitore di questa serata. Dobbiamo ringraziare in particolare Artigianato Muranese con il suo amministratore delegato Zampedri, che non l'ho visto se è qui questa sera, ma ha influenzato. Comunque ringraziamo comunque perché la sua collaborazione si è concretizzata in un'opera meravigliosa e quindi chi vince avrà non solo la soddisfazione di avere un'opera che rientrerà nella collezione della Galleria d'Arte Moderna di Capesro, ma potrà portare a casa anche un'opera di Murano, un'opera originale, unica, fatta per l'occasione. Ecco, devo dire che poi quest'anno ci sono stati gli affollatissimi mercoledì al Candiani e ce ne sarà uno anche mercoledì prossimo proprio con i vincitori, si andranno a studiare le opere dei vincitori. Quindi insomma il fermento c'è. Tra i patrocinatori per la Fondazione Bevilacqua La Masa c'è Marina Bastianello, che invito a raggiungerci per fare 2 parole, perché la Fondazione Bevilacqua La Masa naturalmente ha un suo interesse specifico anche intorno a questo premio. Grazie a Marina Bastianello per essere con noi. Eccola qua, benvenuta. Eccola qui. Mi dice perché si è portata il telefonino? Perché avevo un sacco di cose da dire, da leggere. E se le hai scritte tutte lì. Brava. Allora, al centro anche la Marina Bastianello. Non troppe cose però, No.
Cioè, come i miei colleghi inviati, legge sul telefonino. Sono Marina Bastianello, consigliere della Fondazione Bevilacqua La Masa. Vi porto un saluto e un ringraziamento a nome del CDA dell'istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa del Comune di Venezia, del presidente Bruno Bernardi, del consigliere Roberto Zamberlan e il direttore Michele Casarin. Siamo molto felici di collaborare col Circolo Veneto e col suo presidente Cesare Campa, con la Fondazione Musei Civici e con l'Accademia delle Belle Arti di Venezia, nella realizzazione del premio Mestre di Pittura, in sinergia nel sostegno e nella valorizzazione della creatività artistica. Come istituzione siamo stati presenti nelle giurie di tutte le edizioni e l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di ospitare a Venezia, a Palazzetto Tito, la mostra dal titolo Un lustro di vincitori del premio Mestre di Pittura, la prima esposizione dedicata agli artisti vincitori del premio. Ho tante cose da dire, me le devo ricordare tutte. Stavo ascoltando con interesse. Chissà perché pensano che io voglia, non lo so. Tra i 60 finalisti esposti oggi nell'edizione 2023 e tra i vincitori delle edizioni precedenti ci sono stati molti giovani artisti passati alla Fondazione Bevilacqua. Ciò dimostra che il Premio Mestre non vive solo nella memoria di una tradizione, ma si rinnova con i giovani, generazioni di artisti che riconoscono nel premio un'importante opportunità e una vetrina per affacciarsi nel mondo dell'arte e farsi conoscere ad un pubblico più ampio. Questo lo aggiungo io. C'è un vincitore, ci sarà un primo, un secondo, un terzo, ma voi che siete qui finalisti, 60 mi sembra di aver capito, sono 500, siete molto importanti, siete anche voi vincitori e come ha detto Voltolina, il maestro Voltolina, portate sempre la passione in questo mondo dell'arte e su quello che voi fate. Grazie. Grazie a Marina Bastianello, resti con noi un minuto, tanto adesso chiamiamo, così abbiamo un palcoscenico più pieno, l'Accademia delle Belle Arti di Venezia, Riccardo Caldura, il direttore che ci raggiunge, perché anche quest'anno l'Accademia di Belle Arti ha creato questo concorso fra studenti per una scultura che poi potesse venire consegnata al vincitore del premio della giuria popolare. Benvenuto. Ci prendiamo, eccolo qua, al centro, grazie. Ci picchia. Allora, lei non si è scritto sul polso come si faceva per le interrogazioni? No, avevo i rotolini però, questi con luce. Beh, altri tempi. Allora, sì, è vero, quest'anno partecipiamo, ma lo facciamo già da qualche tempo. Infatti stiamo vedendo per l'elaborazione del premio della giuria popolare, no? Che viene deciso praticamente all'interno della scuola di scultura dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, in stretta collaborazione col premio Pittura, in maniera tale che si possa avere una variata selezione di opere, fra le quali poi si individua quella più significativa per poter insomma rappresentare il premio che assegna la giuria popolare. Vero anche che delle più belle facciamo vedere, come dire, una sintesi che è esposta direttamente alla mostra del Candiani, tra l'altro in maniera molto professionale, con uno splendido contenitore, grazie ovviamente alla collaborazione dei musei civici. È chiaro che è un premio che ci interessa molto, premio Pittura. Noi abbiamo lì nella tavola degli onori che vorremmo portarci via dal museo, dalle gallerie dell'Accademia, perché lì c'è la tavola, no? Scolpita in marmo. Cioè stiamo parlando di un furto? No. Giulio Manerieli è una bravissima persona con cui collaboriamo, però gliel'ho chiesta. Comincia con Giovan Battista, con Piazzetta, poi Tiepolo, eccetera. Tu vedi scolpiti nel marmo questa straordinaria serie di grandi artisti che hanno fatto la storia di Venezia, ma evidentemente non solo di Venezia.
quello che si scrive qui è una parte di quella tavola, no? Ogni anno, in qualche modo, questo premio registra quello che accade nelle aule, non solo di scultura, l'abbiamo ricordate ora, ma di pittura dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, proprio lungo quella serie di grandi del dipingere che sono scritti nel marmo. È una stagione del digitale questa, più che del marmo. E secondo me, se si guardano le opere che stanno adesso emergendo dai laboratori di pittura, e tu lo sai bene, si capisce come si incrociano i linguaggi del digitale, dell'elaborazione ipercontemporanea dell'immagine con la pratica antica, quella appunto che vedevamo scolpita. Qui dietro sono nella passati tavola. 12 bozzetti che sono stati realizzati Sì. dai 12 allievi del professor Giuseppe D'Angelo, giusto? Sì, sì, che è Io il credo che nostro- ci siano anche i 12 ragazzi che li hanno, ragazze che li hanno realizzati. Non so se volete alzarvi in piedi, se abbiamo una mezza sala per vedervi, se c'è qualcuno. Facciamo comunque a tutti voi un applauso. Ecco, vedete i loro nomi e le loro opere che vengono mostrate qui dietro, e però c'è un vincitore che quest'anno è? Nome e cognome? Giuria popolare. Eccolo qua. No, la scultura Sì. sarà quella di Marco Marco Cesari. Cesaro, che Cesaro. sarà Senza Cesaro. occhiali, non ce la faccio Ah, più vabbè, a allora Marco ricostruire. Cesaro. Ecco, la scultura Una di Marco sorta di Cesaro è Oscar, questa, sì. questa Vittoria Alata, e Questa sarà è la consegnata la versione in al bronzo. vincitore del quadro premiato dalla giuria popolare. Bene, allora grazie. Restano con me Campa e Dolfin, quindi grazie a tutti. Per il microfono c'è la nostra bella Elena, come si diceva. Eccoci qua, grazie molte. Allora, siamo al Circolo Veneto, ha deciso però anche di, come dire, incoraggiare i giovani, e quindi ha assegnato 3 borse di studio. Marco Dolfin ci dice la motivazione. Io nomino i vincitori delle 3 borse di studio, che sono Elisa Rossoni, che ha realizzato un'opera che si chiama Inquiete Memorie. Potete anche salire se ci siete, ragazzi. Sofia Massolongo, che ha dipinto cani di porcellana, e Angelo Pellegrino, che ha realizzato questa modulazione in blu. Eccoci qua. Elisa Rossoni, benissimo, al centro. Sofia Massalongo e Angelo Pellegrino. Eccoci, le motivazioni. Allora, le Tanto motivazioni... Cesare Campa consegna l'importante borsa di studio. Non abbiamo fatto delle motivazioni specifiche per queste avanti. borse di studio, ma ad ogni modo ricordiamo che erano dedicate agli artisti under 25, e quindi abbiamo voluto comunque selezionare delle opere che raffigurassero anche, diciamo, i vari declinazioni dell'arte, quindi dall'astratto al figurativo, con una ricerca evidentemente che abbiamo ritenuto rilevante anche per questa giovane età. Complimenti. Bene, allora, rapidamente, età, di dove siete, aspirazioni. No, tengo io. Ho 24 anni, sono di Caserta. Ah, questo è quello muto? Grazie, facciamo un cambio. Non per toglierti la parola, Cesare. Ho 24 anni, sono di Caserta, iscritto all'Accademia di Belle Arti di Napoli. E però sei arrivato a Venezia? Sì, ho voluto provare e estendermi anche oltre, insomma, la Campania, perché il sogno, penso mio, come penso di chiunque altro, è quello di allargarsi artisticamente, andando anche oltre. Benissimo. Scusa, ti passo davanti. Io sono Sofia Massalongo, ho 25 anni, sono di Verona e studio qui all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Con l'aspirazione di andare avanti con questo, speriamo. Benissimo, un po' di felicità per questa busta. Elisa, 25 anni, di Bergamo, e studio pittura all'Accademia di Belle Arti di Venezia. E aspirazione anch'io, si vedrà. Studio proficuo? Sì, assolutamente sì. Bene, allora mi fa piacere che non ci siano solo veneti, una foto sicuramente, non solo veneti ma anche chi arriva da fuori. Vuol dire che Venezia mantiene la sua tradizione di città estremamente accogliente e aperta a tutti. Ecco, una ventata di gioventù per tutti noi con Elisa Rossoni, Sofia Massalongo e Angelo Pellegrino.
Grazie ragazzi, complimenti. Abbiamo visto credo anche le loro opere. Complimenti, complimenti. Ciao. E adesso siamo a un altro premio, restituisco. Questo, eccolo qua. Elena, vediamo un po' di capire se va, se non va. Abbiamo un premio molto importante che è quello della CGA. Invito quindi Roberto Bottan, presidente della CGA di Mestre, che ogni sabato puntualmente ci dà delle informazioni sull'economia italiana e della nostra regione. Credo che loro avessero individuato un tema. Se ho letto bene, il desiderio di felicità tra i giacimenti della speranza. Insomma, un po' impegnativo, Presidente Bottan. Però siete stati così soddisfatti, prego, al centro, che alla fine non un'opera, ma 2 opere avete scelto, è così? Confermo. Intanto il tema che hai appena nominato noi ci tenevamo molto, perché un po' lo spirito dell'imprenditore deve essere per forza improntato un po' all'ottimismo. E c'è molta stanchezza nella gente, molta delusione. Disillusi, è un brutto periodo, le notizie, le ultime le abbiamo dette anche questa sera, allora noi volevamo guardare un po' in positivo e abbiamo lanciato questo tema: quale artista o quali artisti potevano, a nostro giudizio, perché noi abbiamo una commissione interna formata da imprenditori artigiani, rappresentava meglio questo tema. Desiderio, perché come abbiamo detto il premio non dà un indirizzo, mentre dal CGA si dà un tema e all'interno di questo tema dice vediamo qual è l'opera che risponde a questa nostra esigenza, quindi il desiderio di felicità tra i giacimenti della speranza. E ne avete trovati ben 2, adesso li chiamiamo tutti e 2 e poi sperando che ci siano in sala, c'è 2 premiate, Beatrice Bobst con Come With Me Green Ricycle e l'altra premiata è Valli Pavan con Riaffiora la via. Le opere le stiamo vedendo e spero che ci siate, che possiate raggiungerci. Queste opere poi entreranno a far parte della collezione d'arte esposta nella prestigiosa sede cittadina dell'associazione. Benvenuta, lei è Beatrice? Benvenuta e complimenti Beatrice, vada pure al centro. Leggiamo con Dolphin. leggo. Ecco, ci raggiunge anche la signora Valli Pavan, eccola qui. Grazie, 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 benvenuta anche per lei al centro. Il premio naturalmente. Sostanzialmente la CGA acquista, e con un assegno congruo, possiamo dirlo, sono 1.500 euro, i quadri delle 2 vincitrici. Allora, le motivazioni. Inizio da Beatrice Bobst. L'opera di Bobst, realizzata con agilità nel rispetto della tradizione e tecnica pittorica, ci mette in contatto immediato con il desiderio di raggiungere la felicità. Realizza un luogo della speranza, una visione composta da riferimenti tra realtà e immaginazione. I 2 personaggi rappresentati nel loro andare ci indicano una meta e un percorso nella direzione della speranza. Grazie, leggiamo certamente stretta di mano, magari possiamo anche sentire subito una battuta da Beatrice, che naturalmente sapeva di avere vinto. È venuta qui alla cieca. Chi c'è con lei stasera? Il marito, è stato molto bravo. Vicino. Mi ha accompagnato. Ecco. Effettivamente questo microfono proprio non va, ritorniamo, o forse avvicinandolo. Ecco, intanto ringrazio questa splendida organizzazione che sa veramente valorizzare i nostri lavori. E appieno avete capito il mio quadro ed è in effetti un cammino verso la speranza che si pensa attraverso soprattutto l'arte. Che ci aiuta a, a superare certi momenti. Sì, e a rendere un mondo migliore nella passione per la pittura. Bobst, da dove arriva lei? Io sono da Verona, abito Benissimo. a Verona ma sono svizzera di nazionalità. Ecco, bene, quindi abbiamo il nostro premio che si allarga. Andiamo alla motivazione per Valli Pavan. Con l'opera Riaffiora la vita. L'opera di Pavan, realizzata nel rispetto della tradizione e tecnica pittorica, ci mette in contatto immediato con la gioia della vita. Una rinascita che occupa completamente lo spazio pittorico, diventando luogo di riflessione, un desiderio di silenzio e speranza che evoca il fiorire di una primavera a venire.
Benissimo, allora... No, ma glielo offre Cesare perché... Eccola lì. Signora Vallì, insomma, l'ho vista un po'... Quasi non ci credeva. Ha aspettato un po' a arrivare. Anche perché ero nelle retrovie, perché ho avuto un problema e ho dovuto... Non voglio venuta un po' in sapere. ritardo. Ma suo marito c'è? No, Accidenti. c'è mia nipote. Ah, allora una Sono in foto buona col telefonino compagnia. gliela fa. Sì, io ringrazio questa splendida organizzazione che frequento ormai da qualche anno, sono straordinari e sono particolarmente felice, ringrazio la CGA che è un'organizzazione che stimo moltissimo, sono i fiori del mio giardino con tutte Che le mie fiori emozioni. sono? L'elleboro. L'elleboro, che è la rosa d'inverno. Assolutamente, quindi fiorita a gennaio ho pensato di tradurre in qualche cosa di mio, di sentito ed è uscito questo. Ecco. Grazie. Grazie a voi. a Valli Pasì, grazie a Beatrice Bobst. E i microfoni, sì, una foto. Cesare Campa non se ne perde una. Eccoli. Guardate il pubblico, mi raccomando, sempre il pubblico. E grazie ai fotografi per il loro lavoro. Maria Pia, volevo solo dire che presente. inviteremo le autrici, le Certo. artiste, come nostra tradizione, le invitiamo a conoscere il consiglio direttivo della CGA e con Bellissimo. l'occasione spiegare la loro opera. È un'altra occasione per parlare di pittura. Ma che bello. Bravissimi, bravissimi. Grazie. Grazie molte. Complimenti Cesare, sei di una adattabilità, prende microfoni, li consegna. Siamo a un altro premio importante che è quello assegnato dal Rotary Club Venezia Mestre. La presidente dell'anno rotariano 23 è Anna Buzzacchi, che invito a salire sul palcoscenico. Anche loro hanno scelto un quadro. Il quadro è quello di, anche qui spero che ci sia, Francesco Nicolato, che ha realizzato Transiti, eccolo, dover decidere morfologia di una cerimonia. Eccoci qui allora con Nicolato e Anna Buzzacchi. Benvenuti al centro come sempre. Buonasera Presidente, eccoci qua. Eccoli. Allora, leggiamo la motivazione con Dolphin. Ah no, la legge giustamente. Nella scansione del dipinto in fasce orizzontali si colgono le differenti emozioni che contrassegnano la nostra vita. Al tranquillo riflesso del sole su uno specchio d'acqua si contrappone in basso una zona oscura. Al centro un momento critico con figure che trascinano bagagli. Scelta, attesa, viaggio, incertezza del futuro. Uno stato d'ansia che sembra dissolvere lo spazio vitale facendolo scivolare più verso l'ignoto. Quest'opera simboleggia con grande efficacia il tempo presente nel quale molte persone sono in movimento verso un altrove. Grazie, lei trova che sia mirata questa motivazione, Nicolato? Non retrocedete sempre perché questo palcoscenico è giustamente profondo, ma se stiamo un po' più avanti è meglio. Li trasciniamo, grazie Cesare. Eccoli qua, anche per le luci, per le fotografie. Nicolato è un cognome di qua? Di Vicenza. Di Vicenza, ecco. E ringrazio il Rotary Club e il Circolo Veneto per questa fantastica manifestazione e sono molto onorato di questo premio. Da quanto dipinge lei, Nicolato? Dipingo da 3/4 vita. Quindi la passione c'è. La passione c'è. Buzzacchi voleva aggiungere. Io volevo ringraziare il Circolo Veneto che consente al Rotary di sostenere questo appuntamento ormai importante, questa promozione della cultura cittadina, perché è un evento nella cultura cittadina e il Club Venezia Mestre del Rotary è molto orgoglioso di poter partecipare e promuovere la pittura, la bellezza e aiutare questo appuntamento. Grazie Presidente. La consegna del premio, la consegna della targa. Eccola qui, la fotografia, quindi al centro per cortesia, un po' più avanti per le luci, grazie, e sempre il pubblico e i fotografi. Lo so, finalmente. Grazie a tutti voi.
Poi si appassionano al palcoscenico. Prego. Abbiamo un altro premio prima della prossima pausa. La giuria tecnica ha segnalato con menzione speciale 2 artisti. Qui avremo sì le motivazioni lette da Dolphin. Quindi una menzione speciale vuol dire che erano quasi arrivati alla finalissima, però insomma non ce l'hanno fatta, ma sono molto bravi. Invito qui Enrico Loquercio e Franco Dalla Pozza. Spero che ci siate, stiamo vedendo i vostri quadri e ci farebbe piacere potervi applaudire dal palcoscenico. Ecco, ne vedo salire uno. Enrico Loquercio ha realizzato il Mentecatto, mentre Franco Dalla Pozza Metamorfosi di un albero. Lei è? Enrico Loquercio. Sentiamo la motivazione. Spero che ci raggiunga anche Dalla Pozza. Enrico Loquercio, per aver raggiunto esiti pittorici di rilievo nell'originalità dell'interpretazione del soggetto. Bene, allora noi leggiamo anche la motivazione di Franco Dalla Pozza. Voi sapete che qui viene veramente deciso tutto all'ultima ora e quindi non tutti gli artisti partecipano. Lei abita qui vicino? Sì, a Venezia. A Venezia, lui sta a Venezia. E di dov'è invece? È senza microfono, ma lo sentite? Viterbo. Viterbo! Chi va a Roma, non so, no? No, per il Napoli. Per il Napoli, ovviamente, il Napoli capolista, il Napoli campione. Allora, grazie. Sentiamo anche l'altra motivazione e vediamo Metamorfosi di Franco Dalla Pozza. Franco Dalla Pozza, per averci ancora una volta emozionato con la qualità della sua tecnica e la coerenza della sua ricerca. Bene, allora noi ci complimentiamo con le menzioni speciali, grazie al nostro Enrico Loquercio. La facciamo scendere, grazie molte. Allora, grazie anche ai miei scudieri fidati Cesare Campa e Marco Dolphin. A conclusione di questa seconda parte di cerimonia vi presento un'altra performance con protagonista gli Ultra Jam Sextet. Per questa volta vi dico anche che sono Andrea Colloredo, arrangiatore, baritenore, nel senso che baritono e tenore, sax, chitarra acustica e drum machine, con Michele Toniolo, tenore, Elisa Serafini e Deborah Viale, che sono contralto, Serena Lago, mezzo soprano, chitarra acustica, Monica Chinello, soprano e Marco Orlando, pianoforte. Anche qui interpreteranno 2 pezzi piuttosto famosi, uno addirittura del 71, Ain't Not Sunshine, e poi a seguire Ain't Got Far to Go, questo invece è del 2016. Buon ascolto. Sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Do
this time when she's gone, wonder if she's going to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Sunshine where she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine where she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Signori, Andrea Colloredo per voi. Birds fly, we turn finally free. Patience lost, I began to lose me. My advice would be take a break. Close your eyes and take a step. I wasn't scared of all this on my own. You put me down and I let you go. I told you I would prove you wrong. And I lend me a hand and stand you strong. Whole time roller coaster, here we go. Florida, Orlando, I play with you. Day one, I said I go for me.
to be. I was a scared for this on my own. You put me down and I let you go. I told you I will prove you wrong. And I want me a hand, I'm standing strong. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know that I ain't got far to go, go, go. 'Cause I spent forever with 18, and it's no longer a dream. And now I'm landing on my feet, that I ain't got far to go. I'm here to stay, I'm here to stay. Amen, 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 amen. And if I had to go back in time, I would just do it again, 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 again. Hey, 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 hey. I ain't no far to go, say hey, hey, hey. I ain't no far to go away. I ain't no far to go. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know that I ain't got far to go, go, go. 'Cause I spent forever with 18, and it's no longer a dream. And now I'm landing on my feet, that I ain't got far to go, go, go. 'Cause I spent forever with 18, and it's no longer a dream. And now I'm landing on my feet, that I ain't got far to go. Grazie. Grazie, grazie, bravissimi, grazie per questo intermezzo che ci avete regalato. Siamo giunti alla parte finale di questa cerimonia di premiazione. Naturalmente testimone non può che essere Cesare Campa, lo voglio qui vicino a me, perché adesso siamo a premiare con il Circolo Veneto il quadro scelto dalla giuria popolare. Cesare Campa c'è? C'è sempre stato? Adesso mi sto un po' preoccupando, francamente. Però, eccolo, ecco, che arriva. Scusate, perché qui abbiamo avuto delle defezioni veramente dell'ultimo momento. Se ci sono dei sanitari, dei medici, sanno che c'è un'influenza terribile che sta girando e si arriva un po' tutti all'ultimo. Cesare, cioè, mi fai gli scherzi così. Allora, siamo al quadro scelto dalla giuria popolare. La busta, ce l'abbiamo? Non c'è. No, non c'è la busta. Eccolo lì. Perfetto. Vogliamo annunciare il vincitore? Lo chiamo io? Gianpietro Cavedon, Confine di un'epoca. È con noi? Eccolo che si alza. Insomma, sono sempre belle sorprese queste. Buonasera, signor Gianpietro. Lei era già vicinissimo, così, in seconda fila. Prego, al centro. Al centro. Vogliamo vedere anche il suo quadro? Eccolo qui. Fine di un'epoca. Perché l'ha chiamato così, mi scusi? Parliamo sempre al pubblico, guardi, lo vediamo anche qua il quadro. Velocemente fa parte di una serie di opere che sto facendo e sto praticamente ricercando un po' quelli che erano, almeno quando ero giovane io, quegli piccoli spazi che ospitavano praticamente le persone tipiche del quartiere, quindi che so, il ciabattino, il falegname, quelle persone lì, e sono riuscito a ritrovare questi spazi. Chiaramente sono già in disuso adesso, sono riammodernati eccetera, però ecco, il dipingerli e farli vedere così mi sembra di farli rivivere, e quindi è un omaggio anche a tutte queste persone che ci hanno preceduto e hanno lavorato e ci hanno insegnato. Contento di aver vinto? Sì, mi fa piacere. Fa piacere, quindi di dov'è? Di Marano Vicentino. Ecco, mi pareva. Allora, su 750 membri della giuria popolare, 750? La giuria Per popolare Dinci. sono 750 persone, rappresentanti della società civile del nostro territorio, 10 architetti, 10 ingegneri, 10 medici, 10 sindacalisti, 10 parroci, la società civile del Veneto, e su 750 invitati quest'anno se ne sono presentati 198 a vedere la mostra
e poi a votare in maniera telematica. Quanti voti ha ricevuto il Il signor? nostro amico, su circa 200 che si sono presentati, ha preso 128 voti. Beh, insomma, Quindi praticamente proprio- all'unanimità. E questo è il premio, che è la scultura in bronzo di Marco Cesaro, studente dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Davvero complimenti, signor Giampietro. Grazie, 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 grazie molte, grazie. Se mi vuole dare la mano, grazie. Allora, adesso però siamo... No, perché sennò non facciamo queste cose. Abbiamo detto un po' di sobrietà. Forza Cesare. È il momento davvero del Premio Maestre di Pittura 2022 con Cesare Campa, che è il presidente del Circolo Veneto. Presentiamo la giuria tecnica. Saliranno sul palcoscenico quelli che ci sono. Elisabetta Barisoni, storica dell'arte, responsabile della Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Capesaro, nominata dalla Fondazione Musei Civici di Venezia. Eccola qui, grazie e benvenuta. Fa parte della giuria Michele Bonuomo, direttore del mensile Arte Cairo Editori, così come Stefano Cecchetto, storico dell'arte, curatore critico nominato dalla istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa. Non possono esserci. C'è invece Marco Dolfin, che merita un applauso perché non solo lo vediamo a leggere le motivazioni, ma lui davvero, come segretario del premio, veramente si dà molto da fare, quindi lo ringraziamo, è veramente molto bravo. Fa parte della giuria Francesca Rossi, storica dell'arte, direttrice dei Musei Civici di Verona, e poi Saverio Simide Burgis, che dovrebbe esserci, critico, storico dell'arte, docente all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Ultimo, ma non ultimo, invito nuovamente, ecco che ci raggiunge Simide Burgis, chiamo il presidente della giuria, Gianfranco Maraniello, storico dell'arte, direttore del Polo Museale Moderno e Contemporaneo di Milano, al quale darò immediatamente il microfono per un commento su questa edizione 2023 del Premio Maestre di Pittura. Al centro, naturalmente, con i suoi giurati alle spalle. E buonasera, allora intanto è bellissimo ritrovarci, questo per me personalmente è il terzo anno e devo ringraziare il Presidente Campa, ma facciamo sempre un applauso perché io non ce la faccio a pensare all'idea che, è vero. con tutto il rispetto e la gioia per Cristiano, ma Cesare, tu sei veramente l'anima e l'ospitalità straordinaria che dai a noi, a tutti gli artisti, ed è bene ricordarlo, e siamo qui a condividere adesso questo momento importante. Allora, in questi 3 anni però abbiamo più volte commentato l'importanza della persistenza, oggi si diceva questa parola, della pittura. Ed era una cosa che aveva molto senso quando appunto abbiamo pensato a che come per esempio il lockdown, come la chiusura, come la distanza tra le persone e l'isolamento invece ha trovato nella pittura un'arte capace invece di poter continuare a esprimere, a poter anche agire anche nell'isolamento. Ci eravamo affezionati anche a pensare appunto a un ritorno tra di noi, a poter condividere, nel vedere davvero quello che è stato fatto nell'isolamento dello studio, quindi questo passaggio importante. E ci eravamo accorti di alcune cose, per esempio che i formati si erano ridotti, a parte il fatto che poi qui insomma abbiamo anche dei limiti proprio da regolamento dei formati, però è vero che appunto nell'uso domestico del cavalletto oppure delle tecniche che sono state improvvisate, la pittura è andata anche a ridimensionarsi e anche a ritrovare le cose più vicine a noi, no? Perché nel momento in cui eravamo chiusi trovavamo con stupore quello che c'era più vicino. È un'esperienza in realtà che non hanno fatto solo i pittori forse, ma un po' tutti noi. E devo dire che forse questi temi sono per certi versi già alle spalle. Abbiamo visto proprio anche una rimozione, abbiamo voglia di vivere altre emozioni, però al tempo stesso ci sono sempre altri rischi, almeno per l'arte, diciamo così. Per esempio in questo periodo non si fa altro che parlare nel mondo delle arti, non so se avete visto le manifestazioni di protesta a Hollywood, ma è un tema che nell'editoria, nell'arte, nel cinema, in tante discipline preoccupa moltissimo, quest'arte prodotta dall'intelligenza artificiale. L'idea che qualche cosa possa essere prodotto, gli NFT, eccetera. Bene, io credo che una delle cose belle di questo premio è sempre quello di tenerci insieme nella commozione di pensare intanto che quando vediamo un quadro di questi artisti sappiamo che ce ne sono tantissimi che sono stati rifiutati, che sono stati oggetto di dubbio, quindi sappiamo che dietro ogni quadro c'è una grande ricerca.
Poi ci fa impressione l'idea, ed è già stato ricordato, che siamo qui tanti, ma comunque siamo pochi rispetto ai tantissimi che hanno partecipato a questo premio. Quindi questo premio ci dà anche il modo di capire le tendenze, delle atmosfere, qualche cosa che supera anche le ossessioni dell'individuo. Ma in questo caso io vorrei dire qualcos'altro, che in fondo a noi non ci interessa il quadro soltanto come esito. Ci piace pensare che ci sia sempre l'artista dietro. È per questo che non ci emozionerà mai un quadro di un'intelligenza artificiale. Sappiamo che il quadro è lo specchio di ogni artista e noi siamo qui a ritrovare attraverso i quadri gli artisti e quella passione che ci dicevano prima anche gli artisti stessi, non dimentichiamola mai. E non è proprio un linguaggio che si adatta bene all'intelligenza artificiale. E devo dire che questa gioia di dipingere, questa volontà di portarci visioni, rappresentazioni, ma le abbiamo sentite dalle parole degli artisti premiati, no? L'idea di riscoprire la vita. E davvero noi pensiamo di aver sentito questa cosa nella mostra, nella ricerca, nel lavoro di selezione. E quindi davvero, se posso esprimere il senso generale di una mostra così complessa, con così tanti partecipanti, è proprio il fatto che la pittura resiste davvero a tutti questi tentativi di immaginare il futuro diversamente dall'essere umano al suo centro. Grazie, grazie a Maraniello. Com'è profondo e come ci aiuta a capire tutto il lavoro che c'è dietro che fanno questi pittori. Io la sto tirando lunga perché li sto facendo soffrire. Chiamiamoli subito allora. Vi ricordo che il mercoledì prossimo ci sarà una serata al Candiani, un appuntamento alle 18:30, mi pare sia dedicato proprio alle 3 opere finaliste. E allora diciamo chi sono. In ordine alfabetico, perché non sappiamo chi ha vinto fra questi 3, Asia dell'Uomo d'Arme, che ha realizzato Forzenbox. Dovremmo vedere questa opera. E naturalmente io aspetto che arrivi l'autrice, Giovanni Di Rosa, che ha realizzato Eravamo a Santa Maria del Popolo, e ancora Chikai Guo, o Guo Chikai, nella mia ignoranza me ne scuso, con Una stella e il viaggio oscuro. Chikai Guo, benvenuto al centro, prego. Chissà come ho fatto a indovinare, non ditelo. Giovanni Di Rosa, Asia dell'Uomo d'Arme. Asia non c'è. Ah, benissimo, benissimo, benissimo. E invece abbiamo Giovanni Di Rosa, buonasera. Allora io gli faccio dire 2 cosucce prima, perché mi sa che è meglio. Il nome è Chikai o Guo? Chikai. Sì, Chikai. Meno male. Chikai, scusi. Posso chiedere da dove arriva? Io sono Chikai, 29 anni, io studio pittura all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Grazie. Da che paese arriva? Cina. Sì, la Cina è un po' grande. Da quale parte della Cina? Kunming. Kunming, vabbè. Nella sud-ovest. Vabbè, non abbiamo capito lo stesso, ma grazie per essere qui a Venezia. Allora, Asia non c'è. Asia non non è c'è. potuta venire stasera, mi ha chiesto di ritirare al posto suo l'eventuale premio. L'eventuale comunque. premio. Vabbè, uno dei 3 c'è. Andiamo con Giovanni Di Rosa invece. Qualcosa su Giovanni Di Rosa da sapere? Sì, io sono... Innanzitutto buonasera, vengo da Avellino e vivo a Napoli, sono molto emozionato di essere qui. Però si è preparato con l'abito e la camicia bianca, cioè ci contava di vincere? Sì. No, cioè in realtà era più per l'occasione in generale. Siamo a teatro e quindi si è vestito a teatro. Insomma, questo, non so che altro aggiungere. Allora, proprio giovani, grazie, grazie. Allora, uno di questi 3 avrà vinto il primo premio, il secondo e il terzo. Voi vedete che le loro opere stanno girando, come si dice. A un certo punto si fermerà tutto. Ricordo che il primo premio consiste in 5.000 euro e che l'opera entrerà a far parte della collezione permanente di Cappesaro. Al secondo premio andranno 3.000 euro e al terzo 2.000 euro. Marco Dolfin, citato, segretario della mostra, segretario della giuria, legge tutte e 3 le motivazioni, quadro per quadro. In ordine alfabetico. In ordine alfabetico, quindi cominciamo dalla Asia dell'Uomo d'Arme, che avrebbe questo cognome così bello, interessante,
una visione originale di paesaggio. in cui Vediamo, chiedo però alla regia di farci vedere proprio il suo quadro, quindi Forzen Box, dittico. quello Una di Asia visione- dell'Uomo d'Arme. Ecco. Allora, una visione originale di paesaggio in cui il sapiente modo di unire il supporto ligneo e lo spessore materico della pittura conduce ad una sintesi formale di straordinaria efficacia. E questo è un dittico. Complimenti ad Asia dell'Uomo d'Arme. Poi procedo in ordine alfabetico, quindi Giovanni Di Rosa, con Eravamo a Santa Maria del Popolo, per la capacità di dimostrare nell'epoca delle nuove tecnologie digitali l'insuperato valore interpretativo della pittura. Vediamo il quadro di Shik Hai Guo. Terzo in ordine alfabetico, Chikai Guo, Una stella e il viaggio oscuro. Per l'originale modo di riflettere una visione fantastica in un'armoniosa e compiuta composizione pittorica. A questo punto chiamo Cristiano Costantini per la consegna del premio, del terzo premio, partiamo da questo, e diamo il nome, lo do io. Preparatevi però con l'applauso, è Chihai Guo, con Una stella e il viaggio oscuro. Per lui il terzo premio consegnato da Cristiano Costantini. Grazie. Grazie, rimani qui con noi e adesso, come già facciamo da un paio d'anni, ci sarà una sorta di roulette fra il primo e il secondo classificato e scopriremo ad un certo punto chi è. Di solito facevamo esplodere coriandoli, luci, quest'anno non lo faremo, non ci pare opportuno per quello che abbiamo detto all'inizio. Però insomma... Ecco, volevo prego. ricordare che il primo premio, come è stato già detto, finisce nelle collezioni di Capesaro, mentre il secondo premio verrà esposto nel municipio di Mestre, che sta man mano, anno per anno, accumulando insomma, una collezione importante di opere che hanno vinto, e quindi avrà una collocazione pubblica anche il secondo. Ecco. Allora, avvicinatevi i due e la... vabbè, insomma, è comunque in rappresentanza di Asia. Possiamo sapere chi è Asia intanto? Asia è una ragazza di Livorno, studia Un microfono, scusate. Eccola qui. Asia è una ragazza che viene da Livorno, studia all'Accademia di Belle Arti di Venezia, una mia collega mi ha chiesto di sostituirla in questo giorno. Quindi... è arrivata sul palcoscenico. Però dobbiamo fare gli auguri ad Asia perché è ricoverata all'ospedale, ecco perché non è venuta. Quindi facciamo un bel applauso e tanti auguri. Che la visita di domani mattina possa essere una visita che la rassereni. Per la privacy non si poteva dire, ma Cesare è una persona affettuosa e ci tiene ai suoi premi. Stiamo tenendo sulla cottura quel ragazzo lì. Andiamo con la regia, vediamo qual è il quadro vincitore. Forza, vediamo. Sì, venite anche voi. Ci vorrebbe un rullo di tamburi, vediamo qual è che alla fine è Asia dell'Uomo d'Arme ad aver vinto il primo premio e quindi questo magari l'aiuterà a stare meglio. Consegniamo alla nostra amica, ecco, con Maraniello e Cesare Campa la consegna. Non abbiamo una foto di Asia purtroppo. Premiamo anche il secondo classificato, che è Giovanni Di Rosa. E adesso vi vogliamo tutti al centro, giuria, premiati, premianti. C'è ovviamente anche il primo premio che abbiamo detto è un'opera dei maestri vetrai di Promo Vetro. Mettetevi Campa, mi sparisce. No, è andato a prendere qualche cosa di importante. Bene, al centro per la luce. Eccoci, no, io al centro. Bene, un bel applauso finale. Fotografi soddisfatti? Sì, spero di sì. Grazie a tutti. Resta con me soltanto Campa. Complimenti, auguri. Auguri a tutti, Alla mamma bisogna dirlo subito. Eccoci qua. Ci spiace non poter intervistare la vincitrice, ma le porterai tutto il nostro affetto. Cesare, dove vai?
Dove va Cesare? Ah, certo, doveva fare tutte le consegne. È certo che sì. Mi resta ancora un microfono, grazie. Ringraziamo anche Elena, ringrazio i tecnici, ringrazio tutti voi che siete stati qui. Cesare, vogliamo chiudere questa serata? Chiudiamo in maniera molto... Chiudiamo dandoci un appuntamento al prossimo incontro. Non lo so, magari ci sarà un conduttore virtuale, io non posso saperlo se c'è. Diamoci appuntamento l'anno prossimo. Quest'anno è andato molto bene il premio. Avete visto che io ho consegnato 3 buste, perché il Gazzettino, che è un bellissimo museo, prima pagina di autore, ha voluto consegnare i Gazzettini di oggi al primo, al secondo e al terzo. Sono invitati a disegnare quello che loro vogliono e, se sarà di gradimento del Gazzettino, faranno parte di questo museo, prima pagina dell'autore. Facciamo un bel applauso. Una bellissima iniziativa dal giornale della città. E all'uscita tutti i 60 finalisti potranno ricevere un'osella a ricordo in vetro di Murano fatta dalla vetreria Vistosi, che volevo ringraziare, così come ringrazio tutti i mecenati, perché il nostro premio è un premio partecipato da tanti pittori, ma anche da tante persone mecenate che collaborano con noi. Noi non abbiamo voluto che il premio fosse di un'unica istituzione. Qualcuno ci ha chiamato quest'anno dicendo vorremmo essere noi gli sponsor unici del premio. Sponsor. Abbiamo detto no, noi preferiamo avere molti mecenati, molti amici che collaborano, si fa molta fatica, ma è meglio così. Questo è lo spirito del premio Mestre, così come lo spirito del premio Mestre è la giuria popolare che ha coinvolto quest'anno, come l'anno scorso, circa 750 persone. E l'anno prossimo coinvolgeremo altre 700 persone, quindi vuol dire che il premio Mestre entra nel tessuto vivo del nostro territorio. Appuntamento l'anno prossimo con Costantini che condurrà tutte le danze e con Dolfin, è già qui, si è preparato, pensa di restare qua, che rimane certo. segretario della giuria. E voglio ricordare che Dolfin è stato proprio quello che ha fatto rinascere il premio Mestre di pittura, che qui stasera era rappresentato da una delle ideatrici, la signora che prima tu ricordavi, perché c'è la figlia quella che ha fatto nascere il premio nel 58. E gli facciamo un applauso anche alla figlia, che qua Certo. se la facciamo alzare. Eccolo qua. Abbiamo applaudito tutti, abbiamo ringraziato tutti. Mi sono dimenticato più di qualcuno, però sono scusato perché ho 80 anni. Quindi allora bisogna fare l'applauso per il compleanno. Costantini, appare Costantini. Ma io devo dire solo comunicazione, ricordarvi che la mostra continua, quindi rimane aperta per i prossimi giorni fino al 15 di ottobre. E quindi invito chi non l'ha vista di vederla, chi l'ha già vista di tornare a vedere, perché a questo punto avrà anche la visione diretta delle opere che qui abbiamo visto proiettate con la scelta che la giuria ha voluto dare. E abbiamo Quindi, anche la promessa che il prossimo anno forse non saranno 4 settimane, ma un po' di più. questa vedremo. Vedremo. Grazie. Un applauso alla nostra conduttrice che Eccoci. ci segue sempre, che è meravigliosa. Ma un bel applauso, bello, caloroso. È abitudine di queste serate concludersi con un po' di spettacolo, non può mancare anche questa sera. Grazie ai miei alfieri. La protagonista è Carolina Barone, una artista, si arrampica sui tessuti, è un'artista di Teia Evans More in una esibizione aerea, appunto, ed sarà accompagnata da tutti i musicisti che avete visto questa sera e dai cantanti Silvia Unplugged e gli Ultra Jam Sextet. Buona serata.
Don't think sorry is easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I'm gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard accusation before, and I'm gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Don't live false illusions behind. I ain't changing my mind. Don't cry, I ain't changing my mind. So fine, not a feel like before, 'cause I'm gonna leave anymore. Believe me, some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. The maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. 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 Your mind. Looking